Abbiamo anche un contributo della Locatelli, di Pia Locatelli, che forse potremo sentire adesso e che un po' riassume quello che ci siamo detti e un po' apre anche alla seconda parte del nostro incontro, dove vedremo le donne di oggi nel Senato di Lina Merlin. Voglio ringraziare prima di tutto Laura Puppauto, Paola Lincetto e Anna Maria Zanetti, che sono le promotrici del comitato Lina Merlin. Ho aderito con entusiasmo a questo comitato, in primis perché Lina Merlin è stata una madre socialista per tutte le donne socialiste e quindi c'è una ragione anche personale e politica per questa adesione. E l'altra ragione è che bisogna promuovere la figura politico-istituzionale di questa grande senatrice, madre costituente. Non posso partecipare a questo convegno, ma vorrei dare il mio contributo al convegno e al comitato e ho pensato che il mio contributo può essere quello di portare, far passare l'iniziativa dal livello regionale al livello nazionale. E in questo senso mi impegno a parlare con la Presidente della Camera, Laura Boldrini, perché in occasione del 130° anniversario della nascita della senatrice socialista Lina Merlin si possa fare un'iniziativa in Parlamento. Potrebbe essere un'iniziativa congiunta Camera e Senato, perché so che c'è con voi la vicepresidente, la prima vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, e l'iniziativa potrebbe vedere impegnati i 2 rami del Parlamento. Si parlava della promozione politica e culturale di Lina Merlin e noi tutte e tutti conosciamo questa figura come l'autrice della legge per la chiusura delle case chiuse. Certo, una legge molto importante che continua ad essere attuale, ma noi dobbiamo molto di più a Lina Merlin, che è stata una madre costituente alla quale dobbiamo altre importanti leggi. Ne ricordo una per tutte, la cancellazione dei documenti personali del NN, cioè per i figli o figlie di padre che non ha voluto riconoscere la paternità o per padre sconosciuto, ma soprattutto noi le dobbiamo gratitudine perché Lina Merlin ha lasciato un segno indelebile nella nostra Costituzione. Dobbiamo a lei le parole dell'articolo 3, che dice tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, che è la base giuridica per la costruzione dell'uguaglianza tra uomini e donne. Lina Merlin ha caratterizzato il suo impegno politico proprio per la costruzione dell'uguaglianza tra uomini e donne e per la difesa della dignità delle donne. Questo suo impegno continua per tutte noi. Buon lavoro!